Come è andato l'incontro oggi con i sindacati? L'incontro è stato molto positivo, insieme a una delegazione in Regione Veneto, insieme al Presidente Ciambetti e ai consiglieri di vari schieramenti politici, abbiamo accolto la delegazione dei rappresentanti dei lavoratori che hanno da una parte palesato tutte quante le difficoltà di un contratto nazionale non rinnovato, di un contratto nazionale che resta in coda in confronto ad altre realtà e che necessita di essere rinnovato. Anche i dipendenti del trasporto pubblico locale appartengono a quegli eroi insieme alle forze dell'ordine, insieme ai lavoratori dei supermercati e non in ultimo in ordine cronologico, ma in primis i dipendenti della sanità, e quindi a tutti i costi il contratto deve essere rinnovato, perché negli eroi della pandemia ci sono anche i lavoratori del trasporto pubblico locale, ripeto, insieme a quelli della sanità e ad altri. Quanto riguarda la vicenda veneziana, è palese che non si può continuare così, è palese che non si può continuare ad avere una regione che promuove il turismo e dall'altra una città che accoglie il turismo con code e servizi inefficienti, come si sta dimostrando in questi giorni. Il bilancio del CTV 2020 è chiuso in pareggio, i turisti stanno incominciando a tornare, i mezzi però a disposizione ancora di cittadini e turisti sono pochi. È un'alchimia che non ci spieghiamo, una cosa è certa, questa situazione noi non l'accettiamo. Anche dal punto di vista istituzionale credo che il modo con cui trovare una soluzione non sia quello dello scontro, che non porta a nulla, ma sia quello del dialogo e di una pianificazione che venga fatta su una tavola rotonda con tutti gli attori, che dia una risposta sia sotto l'aspetto aziendale, societario, economico, che è giusto, ma anche sotto l'aspetto di tutela dei lavoratori e in primis di servizio da erogare a cittadini e turisti. I cittadini stanno manifestando insofferenza, proprio forse sono insieme ai lavoratori i primi a pagare e a essere finiti in mezzo, diciamo, a questa guarda, contesa. La richiesta sindacale è quella di mettere i servizi estivi, visto che siamo in un periodo estivo e si continua con i servizi non estivi, è quella che è inaccettabile avere una mancanza di servizio con gente in cassa integrazione, stagionali, non chiamati a lavorare, anche con un danno economico nelle loro famiglie, e quindi non capiamo, non ci può essere una mancanza di servizio con dall'altra parte stagionali a casa e lavoratori in cassa integrazione. È un disegno inspiegabile che qualcuno dovrà venire a dar conto. Grazie. Grazie a te.